L'attesa per i monfalconesi è quasi finita. Il prossimo 5 maggio, infatti, dopo un lungo lavoro di restaurazione e messa in sicurezza dello stabile, verrà inaugurato il nuovo palazzo del comune. Lo storico municipio, costruito nel 1860, nel corso della sua storia lunga più di un secolo e mezzo, ha subito diverse modifiche. Negli anni della Prima Guerra Mondiale fu quasi completamente distrutto e durante i lavori di ripristino dell'edificio si colse l'occasione per ampliarne gli spazi incorporando parte della Casa Ricci, la residenza dell'ex podestà. Un'ulteriore modifica ha permesso negli anni 50 di costruire un altro piano, corredandolo di una terrazza panoramica che domina Piazza della Repubblica. Noi oggi abbiamo fatto l'ennesimo sopralluogo e il 5 di maggio inaugureremo ufficialmente, ma nel frattempo ho già dato disposizioni affinché ci sia il trasloco, la sistemazione eccetera, perché da subito poi si inizierà a lavorare anche qui. E siamo molto contenti perché è un lavoro molto bello, ma oggi vorrei promuovere immediatamente la delibera che abbiamo adottato ieri, che è quella di approvazione dei criteri affinché possa partire il bando per l'assegnazione del bar municipio. È una delle prime cose che ho fatto dopo aver vinto un annetto un po' di più fa. Ieri abbiamo deliberato i criteri per il bando del nuovo bar pasticceria che sarà, io ritengo, di grande qualità, perché i criteri che abbiamo individuato sono quelli di portare un locale di grande qualità in piazza. Gli attuali lavori hanno riguardato la ristrutturazione strutturale delle fondamenta e delle finiture verticali. 2 sono gli elementi caratterizzanti che l'amministrazione Cisint ha voluto modificare rispetto al progetto presentato dai predecessori, il bar e lo spazio museale, che costituiranno il perno del percorso storico pedonale che dal Pilo posto in fondo a Piazza della Repubblica condurrà al Duomo, passando proprio per il municipio, nel rispetto del progetto di riqualificazione del centro finanziato dal Fondo Gorizia con 1.500.000 euro. Entrando nel nuovo palazzo del comune, anche in una giornata uggiosa si nota che l'atrio principale è ben illuminato dalla luce naturale proveniente dall'ampio lucernario che sovrasta la scala principale, contornata dai serramenti losangati del 1953. Al pian terreno trovano spazio il bar e le sale dedicate al museo, attraversate dal tracciato delle vecchie mura medievali. Il primo piano è dedicato all'ufficio del sindaco, degli assessori e alla sala del consiglio comunale che conserva le antiche finiture del 1923, completamente rimesse a nuovo, e dove hanno trovato spazio i 2 affreschi del XIII secolo recuperati da Casa Ricci, raffiguranti scene di un processo e della raccolta delle gabelle. Recuperata anche la loggia, dalla quale si potrà assistere ai consigli comunali da una prospettiva più elevata. Il secondo piano del municipio, invece, sarà destinato agli uffici comunali. Stiamo facendo veramente dei grandissimi passi avanti. Aggiungo alla fine, ma non perché sia meno importante, anzi perché senza i soldi non fai nulla, che la Camera di Commercio, che ringrazio, ha finanziato un progetto che io ho definito Pisus Monfalcone, perché Monfalcone è rimasta fuori dal Pisus allora per aver presentato un progetto molto mediocre, e allora nell'era Tondo un progetto che non ha ottenuto un beneficio, ma è rimasta fuori anche dai finanziamenti successivi perché la Regione ha pensato di erogarli soltanto ai comuni capoluogo. Questa è una città che partecipa moltissimo al PIL regionale, non ho mai capito perché non si debba investire su Monfalcone, la Camera di Commercio l'ha capito e ha finanziato un progetto di riqualificazione del centro storico che vale 2 milioni, che è diviso in 1,5 milioni per la riqualificazione e gli altri 500.000 a beneficio di tutti le attività commerciali che vorranno investire per riqualificarsi e per dotarsi di maggiore qualità per le loro strutture sia esterne che interne, negozi e altre, insomma, attività anche artigianali che insistono qui in centro.